Prima abbiamo ascoltato Roberto Tangiano, le parole del Presidente credo che abbiano riassunto un po' il sentimento di tutti, ma parlavamo di come questo suono poi ha saputo veramente essere trasmesso da chi con altrettanta passione lo ha condiviso e prodotto nel tempo. E Roberto ha avuto la fortuna in casa di ascoltare questo suono da suo padre, che a sua volta lo aveva appreso da suo nonno. E quindi io farei un applauso forte a Roberto Tangiano e in questo caso soprattutto a Dante Tangiano, suo papà. La concordia quindi mette insieme le armonie, c'è un doppio dialogo perché ovviamente gli strumenti e i musicisti creano ovviamente questa sinergia. Ovviamente toccando le note del Natale loro ci regaleranno un vissuto armonico e musicale. Dante e Roberto Tangiano.